Sì, questo è il passaggio, ho detto, Veneto Banca è un percorso che sta seguendo progressivamente. Questa fase è nuovo piano industriale, amministratore delegato, una ripartenza usando termini, termini calcistici, un cambio modulo che punta a trasformazione, quotazione e aumento. È tutto molto coerente e organico per riportare la banca ad essere protagonista nel territorio, nel rapporto con soci, clienti e così via, in vista anche di possibili altri discorsi di aggregazione e quant'altro. I soci sono protagonisti e parte integrante e tutto quello che stiamo facendo è proprio per minimizzare il rischio di perdita e quindi di massimizzare quanto riusciamo a ottenere alla fine di un percorso così complesso che impone il passaggio della banca da una logica di cooperativa ad una logica di mercato. Le dimissioni di Zoppas in tutto questo sono nel quadro? No, è che Matteo aveva nuove responsabilità aziendali che lo portavano ad essere settimanalmente in giro per il mondo, a Mosca, in Brasile, no, in Norvegia, e quindi ha ritenuto di non essere più nelle condizioni di poter contribuire come ha sempre fatto e di cui gli siamo davvero molto riconosciuti. A proposito di dimissioni, Presidente, il CDA avvierà il progetto, il percorso e poi si presenterà dimissionario all'assemblea del prossimo bilancio. Sì, l'ho detto prima, il progetto nel suo insieme, il percorso convenuto, no, e monitorato quasi settimanalmente dalla BCE prevede che questo Consiglio di amministrazione, che ha progettato il tutto e che lo sta lanciando e seguendo in diretta, all'aprile 2016, quando presenterà il primo rendiconto col bilancio 2015, si dimetterà. È un segno proprio di responsabilità che il Consiglio mostra nel misurarsi con le sfide che vediamo essere così significative, no? Nel lanciarle e contemporaneamente nel dire che la diversa configurazione istituzionale, giuridica, no? E dei soci, no? Porta il Consiglio ad ammettere che deve uscire e a quel punto la banca verrà gestita dai nuovi soci. Questo è proprio un passaggio organico dentro il disegno d'insieme.